Va ora in onda la rassegna stampa. Non scherzare, Francesco, non scherzare. Tu che ami l'odore del napalm al mattino, un impianto Sicurbet, secondo me, te lo dovresti fare a casa, perché mentre sei qui che stai lavorando, chi c'è a casa tua? Chi c'è, scusa? I coinquilini? Ah, cioè ti hanno occupato la casa, cioè... ok, ha un accordo segreto con la Salis, per cui praticamente quando va via lui entra la Salis. L'importante è che poi se ne esca, o che abbia delle amiche giovani. Buongiorno, buongiorno. No, io saluto Sicurbet perché il nostro gentile sponsor è felicissimo di essere tornato a fare pubblicità su Radio Libertà e chiaramente aspetta le vostre telefonate per avere maggiori informazioni. Voi che come Francesco vi fidate dei coinquilini. Se poi sono appena un po' abbronzati c'è sicuramente da fidarsi. Date retta a Sammy Varini, installate un sistema d'allarme. Sicurbet lo conosciamo da decenni, lo conoscete voi leghisti in tantissimi, avete il suo impianto. È arrivato il momento, certo, di aggiornare l'impianto, se già ne avete uno, o di acquistarne uno a un prezzo fantastico. E grazie naturalmente agli imprenditori che scelgono Radio Libertà per farsi ascoltare, per farsi vedere, per farsi notare, perché c'è qualcosa di buono in loro e c'è la voglia di produrre per il nostro paese. Proprio quello in cui cercheremo di entrare questa mattina nella nostra rassegna stampa. Il buongiorno si sente dal Varin. Certo, non è una rassegna stampa tradizionale, ormai lo avete imparato. Qui si ride, si scherza, si fa casino, si butta in cacciara troppo spesso. Lo so, ma d'altronde altrimenti mi annoierei. E io non voglio annoiarmi a fare una rassegna stampa perché penso, dopo quasi 50 anni di radio, di avere il polso anche di voi ascoltatori, e quindi cerchiamo di fare qualcosa che possa attrarre anche chi non gliene frega assolutamente nulla della politica e neanche della rassegna stampa, ma vuole capire dove andrà quest'oggi questa bellissima Italia. Dando un caro saluto anche a voi italiani all'estero che ci seguite in giro per il mondo sul sito radiolibertà.net o sulla nostra app. In Italia ci si ascolta in tutta Italia sul canale 252 del televisore, anche in video se il vostro TV è collegato ad internet, e naturalmente sulla banda DAB della vostra radio. Tante radioline in giro per l'Italia hanno la banda DAB, tutte quelle recenti che acquistate, schiacciate DAB, vi sintonizza automaticamente tutte le radio che ascoltate nella vostra zona, e tra un Sammy Varin e l'altro potete anche scoprire diversi ritmi molto diversi dai soliti che ci sono nella banda DAB, perché c'è la radio specializzata in disco music, quella specializzata nel rock, quella che fa country, quella che fa musica classica e quella che basta, ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30 Sammy Varin in rassegna stampa, che poi riprende per vostro sollazzo dalle 11 a mezzogiorno. Dove andiamo quest'oggi? Sono un po' indeciso, perché tutti parlano di riarmo, Vi faccio un esempio: Corriere, Trump e Putin pronti a parlarsi, sì, ma naturalmente sotto c'è riarmo. La Repubblica, riarmo nazionale. Cioè, ma come si fa a titolare riarmo? Sì, non c'è l'apostrofetto, però è così, riarmo nazionale. Se la Stampa, difesa, un dovere rafforzarla, virgolettato, perché parla a un personaggio importante che bisogna assolutamente leggere. Il Messaggero, Ucraina intesa più vicina. Il Resto del Carlino, riarmo, il test del voto alle Camere. E infatti qui in Bellerio siamo tutti cicapeon, nervosetti. Poi alle 9 sentiremo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Cicapeon, cosa succederà domani e dopodomani? Domani al Senato, dopodomani alla Camera. Bisogna votare per il riarmo. E sai che noi della Lega siamo gli unici che dicono un chiaro no. Ci sarà un punto di caduta tra noi
e invece Forza Italia, e oggi c'è Tajani spiattellato ovunque, che è convinto che si troverà la via di mezzo, sì, la sua. Dopo lo chiediamo a Molinari, ma voi, cari ascoltatori vicini e lontani, potete già darci una versione vostra. Perché la rassegna stampa di Sammy Varin è così speciale che vi dà modo di entrare in onda con il vostro messaggio, anche audio se volete. Inviatelo adesso al 340 67 09 659. Lo ripeto, 340 67 09 659. Ci date un consiglio? Quale potrebbe essere il punto di caduto, se uno è caduto, sul riarmo dell'Europa? L'Unione Europea ha deciso di comprare i missili. Vi leggo la prima pagina del quotidiano La Verità. Dai, ci vado subito, mi scappa troppo, devo andare, non resisto, eccola qua, signori. Tanto per dirvi, La Verità: l'Unione Europea ha deciso di comprare missili con i risparmi che avete in banca. Più verità di così, occhio al portafoglio, scrive giustamente La Verità, e questa sarà la provocazione che lanceremo al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, questa mattina alle 9. Ci date per favore un consiglio? Perché dall'altra parte c'è Tajani, invece. Aspetta, cosa dice Tajani? Te la trovo, eccola qua. Investire nella difesa significa far crescere il nostro sistema industriale e quindi creare lavoro. Tajani sulla Stampa. Che ne dite? Potrebbe essere un punto di caduta questo, per fare una mozione comune, perché se facciamo come in Europa, capito, l'Italia deve avere comunque un pensiero unico, il governo italiano deve avere un pensiero unico su questo riarm Europe. Se il PD è rotto in tanti pezzettini e volano gli stracci, ragazzi, questa è una mattina bellissima su Milano, se siete a Milano, e per fortuna che nel resto d'Italia pare abbia smesso di piovere, con un abbraccio alle popolazioni in Emilia Romagna, in Toscana. E uno giustamente dice: ma che cazzo, noi siamo qui ancora coi mobili fuori tutti bagnati e voi pensate al riarmo? Non ci sono forse cose un po' più urgenti su cui pensare? E andateglielo a dire a quelli che votate ogni anno, agli amici del PD, forse magari, ma andate avanti a votare PD, Scherzo, naturalmente, con grande dispiacere, siamo ancora qui a contare i danni e per fortuna non i morti, ma a spalare il fango finché è fango. Quale sarà il punto di caduta secondo voi? Ditemelo, perché ho bisogno di un vostro parere da leggere poi dopo al capogruppo della Lega, che è capogruppo della Lega, capito? 340 6709 659. Resto sulla Verità, e oggi vi faccio questo piacerone incredibile a voi leghisti celoduristi, ma anche a voi ascoltatori del centrodestra e anche a voi del centrosinistra. Non vi fa male un po' di verità alle 7:38. A Bruxelles è prevista una riunione per discutere di come finanziare lo sviluppo dell'industria, specie quella bellica, che ha ritrovato vigore con la von der Leyen, pescando gli euro direttamente dai conti correnti dei cittadini. Lo sapevate? E se leggete i soliti giornaloni, no, non c'è scritto. Se lo dicono da soli, servirà coraggio. Carlo Cambi, grande amico anche di queste frequenze: l'Unione Europea sta per varare un piano per mettere le mani nelle tasche dei cittadini, far investire forzatamente 10.000 miliardi di risparmio nelle fabbriche, anche belliche. Tra poco vediamo. Intanto, in prima pagina sulla Verità, naturalmente su tutti gli altri giornali, la prima fotografia del Papa al Gemelli: migliora ma deve restare ricoverato. Oh, amici gomblottisti, oggi siete tutti tristi? Col cavolo! Qui scrivono già che no, non è vero, è un fotomontaggio, è dell'anno scorso, è morto ma è vivo, ma è morto. Oh, ragazzi miei, quante c'hanno anche un cacchio da fare. Però
Complottisti ancora poco convinti, neanche questa foto li convince, neanche l'audio diffuso l'altra settimana li ha convinti, che non era poi la fine del mondo, certamente. E vabbè, comunque c'è su tutti i giornali, qualunque giornale compriate oggi, c'è la foto del Papa. Sentenza contro il governo ucraino, responsabile della strage di filorussi. Per le 42 vittime trucidate nel 2014, la CEDU addita Kiev, cade un altro velo sui buoni. Una sentenza, scrive Francesco Borgonovo, sono sempre sulla Verità e dove se no, della Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto all'unanimità il governo ucraino responsabile per la strage di Odessa del 2 maggio 2014, un evento su cui in tutti questi anni di guerra è stata imposta una sorta di congiura del silenzio. Secondo i giudici europei, il governo di Kiev lasciò fare i nazionalisti che bruciarono vivi 42 russofoni. Si tratta delle stesse milizie che poi sono state inquadrate nell'esercito ucraino che l'Occidente sta armando. Da qui il costante tentativo di intorbidire le acque, parlando di eventi poco chiari e responsabilità opache. Ora invece la CEDU ci dice che i fatti sono stati chiarissimi e indirettamente che la narrazione secondo cui la Russia ha aggredito una nazione pacifica solo per smania di potere non è affatto completa. Come vedete, assolutamente disallineato oggi il quotidiano La Verità, che torna a commentare la grande manifestazione dei PD in buona compagnia di sabato scorso. L'editoriale di Maurizio Belpietro si intitola La piazza elitaria spacciata per realtà. Tutti fighettini c'erano in piazza, una bella piazza sicuramente, ma assolutamente inutile. Siamo sempre sulla Verità, oggi ricchissimo, perché nelle interviste del lunedì c'è Marcello Pera, non possiamo fare a meno degli Stati Uniti. La Ghisleri, sondaggista, chi negozia prende quota nei sondaggi. Ma soprattutto è per voi amici comunisti e molti anche di destra. Rizzo, assumiamo più poliziotti e carabinieri. Rizzo oggi è qui sul quotidiano La Verità ed era ora, qualcuno dice, perché effettivamente da molti mesi strizza l'occhio al centrodestra e soprattutto a un certo generale. Dove vado? Qualcuno mi scrive al 3406709 659, ho capito che volete Rizzo, l'ho capito, però vorrei farvi soffrire ancora un attimino, solo un pochettino, dai, e se no mi cambiate subito canale, girate su Radio Popolare, vi conosco voi. Andiamo sul Corriere della Sera, ciapala lì, Trump e Putin pronti a parlarsi, e questa è una bellissima notizia, signori, sembra già domani si sentiranno, sembrano ridursi le distanze tra Russia e Ucraina, ma Zelensky presenta un nuovo missile che può colpire Mosca. L'inviato USA, presto la telefonata, piano UE, Meloni cerca l'unità, vertice con gli alleati. Allora, anche su questo nuovo missile che Zelensky ha presentato, mi date un vostro pensiero, per favore? Cioè, non siamo un po' fuori tempo massimo? Nel senso che adesso siamo qui pronti a fare la pace e Zelensky tira fuori il missile, ce l'ho qui il missile, guarda com'è grosso e com'è lungo, nel senso di gittata. Che mi dite al 3406709659? Anche voi, voi che non mi avete mai scritto, mi state ascoltando per pura curiosità o perché vi siete ricordati del Sammy Varin che nel 1983 lavorava a Teleradio Lidi al Lido degli Estensi in provincia di Ferrara. Che ne pensate? Siamo seri una volta tanto. Fa bene questo simpatico Zelensky a tirarlo fuori il giorno prima del colloquio di Putin con Trump? O forse davvero il fatto di fare una tregua può portare Zelensky a riarmare la sua nazioncina e poi ricominciare da capo? 02 dopo 340, perché solo WhatsApp in questi minuti, 340 6709
659. Come vedete vi sto mettendo tante cose sul tavolino, servono per chiacchierare tutto il giorno qui a Radio Libertà, ma servono per chiacchierare anche tra di voi, amici, parenti, quando uscite per bere il caffè, quando andrete chissà a comprare un quotidiano. E io alla fine sono un venditore, oltre che di pentole e di sistemi d'allarme, anche di giornali. Sì, vi devo convincere oggi che è il caso di alzare il culo, andare a conoscere il vostro giornalaio, capire se parla italiano oppure no, e poi decidere di comprare un quotidiano, perché oltre all'odore del napalm, anche quello della carta la mattina è veramente che buono. Cosa c'è da ridere? Sento risate lontane, no? Siamo sul Corriere. I giudici stop ai voli dei migranti deportati, ma Donald non cede. Vai Donald, un giudice federale prova a fermare Trump. Perché finora Trump ha fatto qua, ha firmato là, ha detto, ma nessuno ha detto un cacchio. Non c'è neanche un giudice che si opponeva. Adesso qualcuno, un giudice federale, prova a fermare Trump che applica una legge del XVIII secolo. Le tradizioni sono importanti, per il rimpatrio dei migranti. Stop alle espulsioni di venezuelani e salvadoregni. Troppo tardi, scherza Rubio, che rilancia un post del presidente del Salvador, e Donald non cede. L'incidente della Macedonia del Nord, noi non sappiamo neanche che cos'è la Macedonia del Nord, però ci sono stati oltre 50 morti in una discoteca, quei bastardi fuochi d'artificio che si usano sempre di più, anche nelle discoteche, anche a Sanremo, eccetera, però attenzione, in questo caso il fuoco d'artificio ha toccato l'alto, lassù, il soffitto, e ha preso tutto quanto fuoco. E chiaramente un dispiacere incredibile, 50 morti e tantissimi feriti. Anche qui il Papa in ospedale, sempre lui, sempre quella foto, non pensate di vederlo anche dal davanti, è sempre di spalla, e quindi è vivo o non è vivo? I complottisti vanno avanti con sta menata. Il data room della Gabanelli, le tasse che non calano, dove paghiamo di più? E chiaramente stiamo un po' anche noi facendo il punto di queste tasse, dovevano calare, ma lo stipendio al posto che aumentare diminuisce. In molti casi è così, però aspettate anche il mese prossimo, cioè se è così anche il mese prossimo cominciamo a preoccuparci. E mi arrivano tanti WhatsApp al 340 6709 659 anche su questo fronte. Sì, lo mollo il Corriere, lo mollo. Dove vado? Votate il Fatto Quotidiano, va bene, e questi si risvegliano, questi dei 5 Stelle, eccolo qua, occupati. Fratelli d'Italia straparla sul reddito di cittadinanza. Come si permettono a parlare male del reddito di cittadinanza? E si prende i meriti del Conte 2, Fratelli d'Italia, le balle di governo, scrive quest'oggi il Fatto Quotidiano, sui contratti per 1 milione di disoccupati su 3 grazie al gol. Voi direte, ma di cosa sta parlando Sammy Varin? Non lo so. Inchiesta Mediapart, il caos politico in Groenlandia, area di voto bis. Poi Massimiliano Fuccias, il Trump ci toglie il biberone, l'Unione Europea sceglie il riarmo. Questi sono tutti bei titoloni che voi filogomblotisti potete godervi fino all'ultimo, ma so che a un certo punto quello che a voi interessa è il titolo principale, e quindi sappiate, oggi siamo arrabbiati sul reddito di cittadinanza, che qualcuno sogna possa tornare ancora. Certo, tutto ritorna, diceva Eraclito di Efeso. Il Giornale, il manifesto europeista contro la proprietà privata. La piazza Dem evoca la carta di Ventotene, che voleva una dittatura rivoluzionaria. Si apre il Giornale con questa analisi di Vittorio Macioce: un'Europa senza confini, immaginata su un'isola con il mare fuori, dove chi combatte contro il fascismo ci vive recluso e smarrito. E in quei giorni senza tempo che una colonia penale di intellettuali ragiona di rivoluzione e libertà.
novità. Leggetevi oggi sul quotidiano Il Giornale Vittorio Macioce, e naturalmente con Macioce c'è pure il commento di Luigi Di Gregorio: chi sul palco perde la realtà. Si parla naturalmente della manifestazione di PD e Company di sabato scorso a Roma in Piazza della Libertà. Che manifestazione è stata secondo voi? Tante anime per l'Europa, ma anche per la guerra, ma c'erano le bandiere della pace, sempre il solito discorso, no? Facciamo la pace con la guerra. Anche qui, perdonatemi, oggi vi sconvolgo la mattinata, non avete tempo neanche per fare colazione, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659, perché tra 10 minuti io comincio a fare il primo giro e voglio sentire il vostro parere. Alessandro Sallusti, il suo editoriale oggi sul Giornale si intitola La turbolenza e gli allarmismi. È innegabile che le prime mosse brusche e provocatorie del secondo mandato di Donald Trump destino un mix tra stupore e paura. Quando si smonta un sistema politico-economico, il globalismo assistito dallo Stato, per montarne un altro, il conservatorismo del libero mercato, un po' come stare su un aereo che viaggia in aria turbolenta, è inevitabile che per un certo periodo si balli in su e in giù, con conseguente sensazione di insicurezza. Gli esperti di aviazione sanno che la turbolenza è assai meno pericolosa di quanto appaia ai profani. Nessun aereo è mai caduto per questo, e quanto ai passeggeri basta che tengano allacciate le cinture di sicurezza e nulla di male succede. Questo per dire che le urla di panico che escono dai salotti radical chic americani ed europei sono comprensibili ma infondate. Così quest'oggi l'editoriale del quotidiano Il Giornale: infondate. Lo so, adesso vi tengo lì, dici, che fai? Vai avanti oppure no? Va bene, dai, ancora qualche riga. No, è giusto, perché sono infondate. In pericolo non è la democrazia, bensì il loro potere, che pensavano acquisito per sempre e che invece si è dimostrato fragile e attaccabile più facilmente di quello che si immaginava. Beh, certo, con Biden non succedeva assolutamente niente e questi poteri forti proseguivano a essere poteri forti. Adesso si balla, e ballano anche quei poteri. Bisogna capire che quando si fermerà la musica, tra virgolette, quei poteri saranno ancora lì al loro posto, o se magari il valzer delle sedie potrà lasciarne qualcuno a libera. Certamente, questo lo scrivo io, non c'entra niente il Giornale, ogni tanto mi intrufolo anche negli editoriali. Certamente più in piccolo è quello che abbiamo vissuto in Italia all'indomani della vittoria alle elezioni politiche di Giorgia Meloni e della sua nuova destra. Un pezzo d'Italia, quello perdente, era stato preso dallo sconforto e dalla rabbia. Il ritorno del fascismo era dato per certo. Nei salotti buoni della sinistra si parlava di imminente fine delle libertà acquisite. L'isolamento internazionale e la catastrofe economica erano ineluttabili. Bene, sono passati quasi 3 anni e non solo nulla di ciò è accaduto, ma molti parametri di equità sociale ed economici sono nel frattempo cresciuti nonostante una congiuntura europea, la crisi di Francia e Germania e l'insistenza della guerra in Ucraina non certo favorevole. L'impressione è che si voglia spacciare per crisi della democrazia ciò che in realtà è la crisi della sinistra globale. Anche i segnali che arrivano dai mercati finanziari vanno letti correttamente. Gli analisti indipendenti parlano non di un crollo della fiducia, bensì di un prendere fiato dopo anni di scalata. In altre parole, di monetizzare i benefici per essere pronti a nuove avventure. Balleremo certo ancora per un po', ma il sereno non è poi così lontano da avvenire. E con questa frase poetica, l'editoriale di Alessandro Sallusti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che ricorda comunque che Zelensky presenta il super missile tregua, Stati Uniti ottimisti, Trump sentirà Putin in settimana.
È chiaro che ti ribadisco e discoriva questo missilone che viene presentato il giorno prima dei colloqui di pace non mi sembra un'idea così incredibile. Che ne dite? 340 67 09 659. E intanto sono sempre più i big che se ne vanno in Russia, e qualche anno fa, ragazzi, questi li avremmo crocifissi in sala mensa. Polemiche per la presenza a Mosca di Totti, da pupo al pupone, scrive Tony Damascelli oggi in prima pagina sul Giornale. A Mosca, stavolta non c'entrano le tre sorelle di Cekov, è roba ben più seria, direi farsesca. Francesco Totti riempie i cartelloni pubblicitari della capitale. Mosca è la terza Roma, come strilla la scritta: l'imperatore sta arrivando nella terza Roma. L'ex capitano indossa la maglia numero 10, trattasi di marchetta pubblicitaria. L'8 aprile è previsto l'evento International Herbie Hour organizzato dai folli russi di sport e di scommesse, e Totti è l'ospite d'onore. In verità diventa l'invitato della vergogna, scatta l'indignazione, si sconsiglia il viaggio all'ex capitano romanista che non può e non deve essere presente nel luogo del diavolo, essendo lui il rappresentante per Roma, per l'Italia e per milioni di persone molto più di un grande campione, simbolo di generosità, cuore, valori positivi, come sostiene Andrea Massaroni, coordinatore di Più Europa. Più Europa. Per la cronaca, prima di Totti hanno partecipato all'evento Del Piero, Figo, Cafù, forse in occhiali scurissimi, ma i tempi sono cambiati, anche se un altro caso diplomatico era scoppiato con l'invito di Pupo al Festival della canzone patriottica. Il cantante prima aveva evitato la trasferta, ma infine per un evento privato gli organizzatori avevano accettato le richieste: 35.000 euro, whisky, prosciutto di Parma e hotel a 5 stelle. Non si conosce l'ingaggio di Totti, ma da pupo al pupone è un attimo. Così Tony Damascelli oggi in prima pagina sul quotidiano Il Giornale. Chiaramente si è dimenticato di Albano, anche lui è pronto a partire per la Russia per un bel festival che parla di pace. E direi che in questo caso magari qualcuno non ha niente da dire. Che ne dite? Lo so, mi dite no, Sammy, non farlo, invece per par condicio devo farlo, e vado sul quotidiano Repubblica, che ha questo titolo così internazionale. Uè, riarmo nazionale, uè, non c'è l'apostrofo, Sammy Varin, dai. Parla Costa, oggi Repubblica intervista il presidente del Consiglio europeo Costa. Investire nelle industrie dei singoli paesi. Dice le stesse cose di Tajani. Porco zio, l'inviato USA, Mosca e Kiev più vicine, ma Medvedev, invio forze NATO, significa guerra. Il riarmo europeo creerà lavoro e innovazione nei paesi. Così il presidente del Consiglio UE Antonio Costa nell'intervista. Gli investimenti confluiranno negli stati membri. Gli USA si accorciano le distanze tra Mosca e Kiev sul negoziato. E ho capito, questo dice le stesse robe di Forza Italia e la Lega. Poi che cosa deve dire? Lo sapete che adesso in queste ore ci si incontra con la Meloni e bisogna avere almeno uno stesso parere sul riarm europeo. Ci date un consiglio, ce l'abbiamo davvero bisogno. 340 67 09 659. La Lega è l'unico partito che ha detto no in maniera chiara. Ci abbiamo fatto 1000 gazebo nelle scorse settimane e anche l'ultimo weekend per dire no alla guerra, pace e pace fiscale. E che facciamo adesso? Stiamo guadagnando consensi, ma lo sapete, l'ultima cosa che frega Matteo Salvini, quello dei consensi, ne ha dette di cose dette dal cuore, dette per il bene degli italiani, anche quando i consensi erano sotto. Ci date un vostro libero arbitrio? 340 67 09 659, dico il rosario, e intanto vado, vediamo, giro a caso, no, la Stampa no, che cazzo, dai, no, non potete, ci sono proprio i comunisti che mi pubblicizzano i loro giornali, anche se c'è una bella intervista a Dalai Lama oggi sulla Stampa, e ci vado per forza, perché qualcuno si è dimenticato della Cina
che ha invaso tanti purtroppo anni or sono il Tibet? No, perché visto che la meniamo tanto sull'Ucraina, la Russia, eccetera, della Cina col Tibet sì, soltanto proclami e basta. Santa polenta, stiamo per fermarci, ma faccio in tempo a leggervi Libero, la prima pagina. Altro che bandiere arcobaleno, il vero pacifista si chiama Trump. Steve Witkoff, inviato USA. Mosca e Kiev erano lontanissime, ora sono molto più vicine. A breve un colloquio Donald Putin. L'editoriale di Daniele Capezzone si intitola Il PD resta bambino e continua a giocare sulla pelle dell'Italia. Fantastico. Ma c'è anche Totti va a Mosca, la sinistra lo attacca. E poi c'è l'appello di Più Europa al Pupone. Resta dalla parte giusta della storia. Sì, Pupone ascolta Più Europa. Ci fermiamo certamente, ma torniamo tra pochissimo con gli approfondimenti e i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una bella pausa di musica indipendente, lo sapete, ogni mezz'ora Sammy Varin si trastulla con artisti sconosciuti a livello nazionale, ma che operano bene sulle nostre orecchie, soprattutto alle 8 del mattino. Questo è Mauro Raun, scritto Ravn con la V doppia, Trancoso, una bossa brasiliana con Mauro Pagliarino, il suo vero nome e cognome, che arriva da Torino, un compositore poliedrico che sulle sue produzioni esplora ogni genere, persino l'horror sound. Io l'ho conosciuto proprio per Halloween, c'era un suo pezzo pubblicizzato sull'e-store, ne vale la pena. Cercate Mauro Ravn, così scritto, e troverete bella musica pressoché tutta quanta per
piano. Intanto grazie a tutti coloro che mi scrivono mail sammy.varin@radiolibertà.net per segnalarmi la loro musica preferita. Molto spesso sono gli stessi artisti o sono amici degli artisti che mi dicono senti questo pezzo eccetera. Sappiate che se merita io lo trasmetto ogni mezz'ora qui la mattina nella nostra rassegna stampa. Il buongiorno si sente dal Varin e dai vostri messaggin. Dove mi porteranno oggi i vostri messaggi? Ah, bella domanda. Beh, mi portano almeno fino a mezzogiorno perché ne stanno arrivando a centinaia. Il primo messaggio è arrivato alle 7:37, un messaggio audio. Sentiamo la voce di questo addormentato ascoltatore. Se usano i miei risparmi per comprare i missili, però dove infilarli voglio dirlo io. Ecco, Vai, subito, sempre a pensare a quelle robe voi leghisti celoduristi, d'altronde siamo gli unici ad averlo sempre duro, fin la mattina presto, politicamente si intende. Buongiorno a tutti, Sammy assolutamente no al riarmo, via dall'Unione Europea, subito. Chi è questo? Ma è Corrado da Treviso. A Tajani toglietegli il bere, chiaramente scherziamo ministro. Tajani non è ministro degli esteri ma ministro degli esterni, perché deve dare aria al suo cervello, ne ha bisogno. L'erede politico di Berlusconi, si è montato troppo il ragazzo. Chiaramente noi prendiamo le distanze da questi messaggi poco ossequiosi, manco fosse il Presidente della Repubblica. Signor, se Riccardo Molinari ha bisogno dei consigli dei radioascoltatori di Radio Libertà, ma certo che ne ha bisogno, è minimo. Sappiamo poi che si trova la quadra, ma visto che è un nostro interlocutore, ogni settimana alle 9 lo intervistiamo, lo sentiamo e come minimo se avete delle idee gliele facciamo avere. Ciao Sammy, sono assolutamente contraria al riarmo. Sono stufa di foraggiare indirettamente i proni ai poteri forti che agiscono pro domo propria a spese dei cittadini comuni. Cara Luciana, ho detto, vedendo le immagini ancora di quelli rimasti senza casa in questo weekend di pioggia in Emilia-Romagna e in Toscana, si sono appena rifatti la cucina pagando a rate usando i 3.000 euro che la regione gli ha dato. Con 3.000 euro, certo, cucina nuova e ancora tutto quanto sott'acqua. Sinceramente parlare di guerra mi fa venire il vomito. Sabato sera ho ascoltato su Radio Radicale. Non è male questo, Come passi il sabato sera? Ma io ascolto Radio Radicale. Ma c'era la conferenza di Salvini tenuta ad Ancona. Bravo, ottimo modo di passare il sabato sera. Condivido pienamente e con soddisfazione le sue idee. A questo punto vorrei sapere per quale ragione noi leghisti a Radio Libertà non udiamo praticamente mai la voce e il pensiero del nostro segretario nazionale. E caro Gio, perché lo sentiamo da tutte le altre parti, ed è vero, anche sui social, basta scrivere Matteo Salvini, salta fuori Lega Salvini Premier. Salutiamo gli amici della Lega Salvini Premier che pompano questa rassegna stampa, pompa al Varin. Chiaramente al posto di Salvini sentiamo tutti quelli che portano il pensiero della Lega intorno a Matteo Salvini, che comunque almeno ogni 6 mesi su queste frequenze ci fa la sorpresa, assolutamente. Caro Sammy, nessun compromesso con i guerrafondai. Noi siamo per la pace, non vogliamo ingrassare i biechi europeisti mainstream che vogliono armarsi fino ai denti dopo il fallimento in Ucraina. Sto leggendo i vostri WhatsApp. Metti la canzone dei giganti, mettete che le mettiamo nei cannoni, poi spariamo. Ciao Francesco, grazie Francesco, ciao. Il missile del nazi ucro Zelensky è come la V2 dei nazi tedeschi. I nazi ucro faranno la stessa fine, decideranno loro come sparire dalla carta geografica, se pacificamente o in altro modo. Caro Luca, ti dico tanta tristezza per chi nelle prime file in Ucraina sta morendo in queste ore a 2 passi dalla tregua.
Caro Sammy, non parlo di politica, di guerre e di riarmo perché mi sembrano cose dell'altro mondo. Ti volevo dire che per un caffè, un quotidiano, mi vanno via quasi 5 euro, che moltiplicati per 30 possono influire su tanti piccoli stipendi e piccole pensioni. Bravo Mario, effettivamente io ti dico di uscire a prendere un giornale ma senza caffè, non esageriamo assolutamente, e comprare la verità, ti dico la verità, è 1,50 euro, si può anche spendere. Non tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana fatelo, mica magari sempre lo stesso quotidiano, fatelo girare e capite un attimo com'è importante scegliere anche la sorgente della vostra informazione, così come so che sentite Radio Libertà, ma non dovete prendere come verità colata ciò che noi diciamo. Non abbiamo la verità in tasca, ma pensiamo, sì, anche la compriamo, cioè, ma pensiamo di dire qualcosa assolutamente diversa o in modo opposto a come viene presentata sugli altri giornali. Poi, come diciamo sempre, la verità sta nel mezzo e tocca a voi capire chi ha ragione. Ma Salvini, questo continua a scrivermi sempre la stessa frase, no? Riesce a fare qualcosa di giusto? Dopo 12 anni come segretario della Lega non ha inciso in nulla. In questi giorni aveva l'occasione di organizzare una grande manifestazione contro il riarmo UE e invece il silenzio. Insomma, abbiamo fatto 1000 piazze. Se non le hai viste, caro Emilio, sei cieco, sei il cieco di Sorrento. Trasferisciti a Sorrento. Non hai visto nessuna piazza della Lega? 1000 ne abbiamo fatte in tutta Italia, e per piacere e per favore, quindi non rompere le balle, se ti vuoi candidare come segretario della Lega, mancano pochi giorni, tra poco lo vediamo, stranamente non c'è nessun altro che si candida a fare segretario della Lega, e io dico, ma siete dei cazzoni. Siete dei cazzoni, state qui a criticare Salvini e neanche un candidato? Mi sembra un po' strano, nessuno che abbia il coraggio di candidarsi? Tra poco lo vediamo. Siete dei cazzoni, ribadisco e disco. Buongiorno, dal tuo inviato ad Alessandria un'altra morte improvvisa e tutti zitti. Produzione industriale in calo da 24 mesi. L'Europa continua a inventare prigioni, informazione, elezioni, no destre, eurodigitale, e fingendo un'opposizione si va contro la gente. PS, altro scandalo in Unione Europea, corruzione Huawei. Complimenti a tutti, e il Marco ci dà la voglia di vivere. Allora, con questa voglia non posso che ritornare sui giornaloni, e ve lo meritate. Il Corriere della Sera. Entro dentro al Corriere. No, dai, facciamo imparare. Prima di entrare in queste cose volgari mattutine, vogliamo il Tempo, la prima pagina del Tempo, anche perché si ritorna sulla piazzata rossa. Per un attimo avevo letto pizzata rossa, però no, purtroppo è una piazzata rossa. 2 ore di finto spot in piazza a Roma e già tornano a volare gli stracci a sinistra. Lite Bonelli Calenda, populista, intollerante, Fratoianni liquida i riformisti PD e Conte gode. Oggi sul Tempo parla Lucio Malan, la sinistra esalta il manifesto di Ventotene, concetti agghiaccianti dove il popolo non conta, scrive Cristiano Campigli. A sinistra continuano a esaltare un testo impregnato di concetti agghiaccianti, viene sottolineato come la volontà popolare non conta niente, piace di più la tirannide degli intellettuali. Lucio Malan commenta i deliri europeisti emersi dalla manifestazione di sabato, e chiaramente aspetto anche il vostro commento al 340 6709 659. L'editoriale di Tommaso Cerno si intitola Nel mondo del fascismo al contrario. In queste ore assistiamo al rovesciamento del buonsenso, nell'ansia di individuare fascisti dappertutto, compreso nello spazio, dove grazie a Dio Elon Musk, che oltre che produttore di auto di lusso di Fratoianni salva gli astronauti NASA, cadiamo in contraddizioni logiche. La prima riguarda la piazza europea di sabato, una finzione durata 2 ore, dove come al solito l'unica unità sta nel dare del fascista a Trump e alla Meloni, che cercano di far finire la guerra in Ucraina che l'America per 3 anni ha finanziato e fomentato. I fascisti sarebbero quindi gli assenti da un luogo che il giorno dopo esplode come una granata tra insulti e risse dei partecipanti del giorno prima.
Ancora più surreale l'accusa di fascismo a Trump per le critiche ai media americani. Il presidente ha dichiarato che il 95% della stampa è contro di lui, a differenza di Biden, che, come ha ammesso Zuckerberg, le notizie le censurava e modificava a suo piacimento, proprio come nel fascismo. Trump a me sembra un esempio di iperdemocrazia, stando alle percentuali di critiche che liberamente gli vengono mosse. Oggi Tommaso Cerno dice così in prima pagina sul quotidiano Il Tempo. Naturalmente anche qui, soprattutto qui, Il Tempo di Roma, Totti a Mosca, arriva l'imperatore e scoppia la bufera. E stanno arrivando WhatsApp anche su Totti, 34067096659, Totti Pupo e pure Albano. Ce li facciamo andare a Mosca? Punto di domanda. Siamo sul Tempo e ci restiamo. Dai. C'è questa piazzata Europa che mi piace perché leggo pizzata Europa. Gnam gnam gnam. A pagina 2, dopo il finto spot in piazza a Roma, volano subito gli stracci a sinistra tra chi vuole le armi e chi le detesta. Scontro Calenda-Bonelli tra accuse di populismo d'accatto e atteggiamenti intolleranti. Fratoianni liquida i riformisti del PD e Conte gongola. Da noi nessun guerrafondaio. L'altra adunata. I pentastellati si ritroveranno il prossimo 5 aprile. La nostra UE non è quella del folle piano di riarmo. E rivediamo quelli che sono i pensieri della piazza di sabato. Carlo Calenda, la politica fallita, meno armi e più idee, tutto il repertorio grillino, mai uno spunto autocritico. Angelo Bonelli, per Calenda chi non la pensa come lui diventa nemico. Dire che ci vogliono meno armi per lui significa sporcare una piazza. Nicola Fratoianni dice: stiamo facendo passi in avanti, se c'è qualcuno che deve preoccuparsi delle sue divisioni è il centrodestra. Poi lo vediamo, alle 9 arriva Riccardo Molinari, capogruppo della Lega. Paolo Gentiloni, c'è Paolo Gentiloni. Separarsi dall'Unione Europea per il governo italiano avrebbe dei costi e dei rischi non indifferenti che non possiamo affrontare. Maurizio Landini, lo sapevamo anche prima che mica pensavamo tutti le stesse cose. Non serve però stare solo con quelli che la pensano come te. Hai capito? L'analisi, una marcia militante che non giova ai partiti, lo studio sui social delle forze in piazza. Dal 13 al 16 marzo, cresciuti Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, il PD neanche tra le prime 10 posizioni. E aggiungiamo che anche la Lega è cresciuta, ma lo vediamo tra poco. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, l'intervista a Lucio Malan che vi dicevo, esaltano il manifesto di Ventotene, impregnato di concetti agghiaccianti. Il popolo non conta. Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato spiega perché piace tanto alla sinistra il manifesto di Ventotene. E beh, poi tocca anche a noi, naturalmente. Pagina 5, la linea del governo, scrive Edoardo Sirignano sul Tempo, Meloni verso il Consiglio europeo, prove di unità sul Rearm Europe. La Premier prepara la risoluzione da portare domani al Senato e mercoledì alla Camera. Prima del vertice a Bruxelles incontrerà il gruppo ECR, poi possibile un viaggio da Trump. Quindi la Premier Meloni torna in aula. Domani pomeriggio sarà al Senato, mentre mercoledì mattina alla Camera. Motivo del duplice intervento, le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Non è da escludere, considerando le attese e il dibattito in corso, però che possono essere toccati anche altri temi, tra cui casi Al-Masri, Paragon, fino al contestato piano di riarmo europeo. Sull'Ucraina la maggioranza sembra però aver già trovato la quadra. Il Presidente del Consiglio, nella video call con la coalizione dei volentierosi convocata dal britannico Starmer, d'altronde non lascia dubbi. L'Italia, viene spiegato in una nota di Palazzo Chigi, intende continuare a lavorare con i partner europei, occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, ribadendo che non è invece prevista la partecipazione nazionale a un'eventuale forza militare
fare sul terreno. Questo dovrebbe essere infatti il punto di convergenza su cui sembrano essersi ritrovati subito le diverse anime del centrodestra, barabli, barabla. Vediamo anche sul fatto però di armi, se le costruiamo noi, se facciamo lavorare le nostre ditte oppure no. Potrebbe essere anche questo un punto di caduta. Ditemi voi, 340 6709 659. Mentre Aldo Rosati, siamo in basso sul quotidiano Il Tempo, Schlein nell'angolo, al bando la parola armi. E anche questa è un'uscita veramente... non citiamo più armi. La direttiva del Nazareno per nascondere le divisioni. Oggi una nuova riunione tra i parlamentari del Partito Democratico per evitare di spaccarsi anche sulla mozione da portare in Parlamento, perché chiaramente noi del centrodestra vorremmo avere un giusto unico pensiero, almeno su questo. Loro ne hanno 100.000 ed è un bel casino. Sopire, troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire. In pratica Ellis Line in versione Conte zio, bandiamo la parola armi dal nostro vocabolario. Non ne parliamo, scrive oggi Aldo Rosati sul quotidiano Il Tempo. Che ne dite? È una bella idea, perché quelli del Tempo, quelli del PD sono tutti subito, no? Ci cascano. No, è giusto, non parliamo più di armi e siamo tutti d'accordo. Bye bye. Il Tempo, a pagina 6, Trump-Putin, il colloquio avverrà in settimana, ma eccolo qua, il supermissile di Zelensky. Già. Witkoff, l'inviato di Donald, la distanza per un accordo si è ridotta. Testato per la prima volta il Log Neptune, può raggiungere la capitale russa. Il nuovo missile di Kiev ha una gittata di 621 miglia, 1000 chilometri. Significa che a lungo raggio è in grado di colpire direttamente il Cremlino. E naturalmente lascio a voi il pensiero. Perché presentare il missile proprio il giorno prima del contatto tra Putin e Trump? Secondo voi come mai? Che cosa c'è sotto? L'operazione, 31 morti nei raid americani, gli Houthi attaccano una portaerei, la replica dei terroristi, 18 missili balistici lanciati contro la Chuman. Walz non esclude un'azione militare sull'Iran, non può avere l'arma nucleare. Se ne parla sempre sul quotidiano Il Tempo, che poi tira in ballo naturalmente Totti e l'evento a Mosca tra polemiche politiche e rabbia sui social. Tornado e tempeste di sabbia, almeno 34 morti negli Stati Uniti, ma soprattutto la tragedia in Macedonia, dai fuochi d'artificio all'incendio, morti 59 ragazzi in una discoteca. Nel rogo sono rimaste ferite altre 150 persone, arrestato uno dei proprietari del locale. Giriamo pagina, ma giriamo anche quotidiano, votate pure se volete al 340 6709 659, lo so dove volete che vada, e va bene, ci vado. Allora vado sulla Verità, ma poi vi prometto che andrò su Repubblica o da qualche altra parte sinistrorsa, sappiatelo. La Verità, vi segnalo a pagina 6 l'intervista con l'ex presidente del Senato Marcello Pera. Non possiamo fare a meno degli Stati Uniti. Il senatore dice: la Meloni è la vera leader del vecchio continente, può essere il ponte con l'America, e Trump l'ascolterà. Non ama l'Europa, ma non è suo interesse abbandonarla. Il premierato temo si sia arenato. E ancora poi la riforma della giustizia va corretta, così rende i PM ancora più politicizzati rispetto al CAV. Giorgia ha meno consensi, ma è più preparata sui dossier. Interessante l'intervista di Antonio Rossito quest'oggi all'ex presidente del Senato Marcello Pera. Ma so dove mi volete portare, mi state pilotando voi ascoltatori. Giro ancora pagina e a pagina 7 della Verità c'è l'intervista con Marco Rizzo. Il PD è il partito della guerra, l'Unione Europea ha connotati dittatoriali. Il leader di Democrazia Sovrana Popolare, il nemico degli europei non è Mosca, ma Bruxelles. L'immigrazionismo cancella lo Stato di diritto, le pensioni
E la sicurezza, ripeto, non è Matteo Salvini, ma è Rizzo, scherzo naturalmente, ma l'abbiamo invitato tante volte su queste frequenze, ma siamo sempre indecisi tra il gnacca e il petacca. Che ce ne facciamo di sto Rizzo? Può servire al centrodestra un comunista? Federico Novella. Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, reduce dalla contromanifestazione pacifista tenutasi sabato a Roma, in concomitanza con la Marcia per l'Europa organizzata da Michele Serra con il PD. Due piazze, due mondi diversi? La nostra era la piazza per la pace, l'altra era la piazza della guerra. La nostra era una piazza apartitica dove sventolavano solo i tricolori, l'altra era la piazza dell'ipocrisia. L'Unione Europea sceglie il riarmo e questi scendono in strada a sostenerla? Diciamo la verità, quella della sinistra ufficiale era una piazza di guerrafondai, CGIL e ANPI compresi. E il PD? E il PD dovrebbe chiamarsi PDG, Partito della Guerra. Si sono spaccati su una risoluzione del Parlamento europeo per continuare ad attaccare la Russia senza limiti. Forse vogliono arrivare in Siberia con i carri armati? Quella risoluzione rilancia l'Ucraina nella NATO e chiede di aumentare l'assistenza militare a Kiev, ma il PD è esploso al momento del voto, ricorda la verità a Marco Rizzo. Lui risponde: la solita psicanalisi di gruppo, pantomime già viste. Questo accade perché il comportamento di Trump sta cambiando completamente la dinamica del totalitarismo globalista e l'Europa sta tirando fuori il suo vero volto. Quale sarebbe? Mi fa orrore l'Europa che blocca le elezioni in Romania e arresta il candidato vincente. La democrazia vale solo se vincono loro? Quando il loro candidato europeista ha perso le speranze di vincere, hanno cominciato a parlare di infiltrazioni straniere. Sta dando ragione al segretario di Stato Vance quando dice che in Europa la libertà di parola è in ritirata? Ha ragione, il nemico dell'Europa non sono i russi o i cinesi. Il nemico dell'Europa sta dentro i confini europei. C'è un elemento dittatoriale nei gruppi dirigenti europei. Dittatoriale il piano di riarmo lanciato da von der Leyen senza consultare nessuno. Dittatoriale il cancelliere tedesco in pectore che cambia la Costituzione forzando la mano con un Parlamento scaduto senza attendere che si insedi quello eletto. Qualcuno parla di Unione Sovietica Europea. Peggio, dice Rizzo. Perlomeno l'URSS nel bene e nel male intendeva fare gli interessi dei lavoratori. Qui si fanno gli interessi delle elite politiche e finanziarie. Perché in Europa si accelera la contrapposizione alla Russia mentre Trump cerca di intavolare le condizioni di una tregua, chiede la verità a Marco Rizzo. È molto semplice, risponde lui. Se gli USA e la Russia si mettessero d'accordo, magari anche con la Cina, ammesso che nel frattempo non sparino a Trump, per questa gentaglia globalista europea la pacchia è finita. L'unica strada che ha la nomenclatura europea occidentale per mantenere il potere è fare la guerra. Non hanno più la fiducia della gente, hanno dimostrato di saper raccontare solo balle, abbiamo un Parlamento europeo corrotto che prende soldi dal Qatar e dalle aziende dei telefonini e probabilmente ancora più denaro dalle imprese farmaceutiche. Dunque le elite europee, ormai con le spalle al muro, si salvano solo sulla punta delle baionette. È come una tigre che sta morendo e si sente in trappola, può fare cose pericolose. Sta paragonando l'emergenza militare con l'emergenza dei tempi che furono? Sì, risponde Rizzo. Prima ci fu l'emergenza sanitaria, poi l'emergenza del debito e dello spread. Oggi il patto di stabilità vale zero. Il rigore è solo un ricordo. Quello che non si poteva fare per la sanità, il lavoro e l'istruzione, oggi viene consentito per comprare missili e cannoni. Quando la gente si troverà in coda in ospedale per le liste d'attesa, troverà di fronte a sé un carro armato, possibilmente elettrico e sostenibile. Come si sta muovendo Donald Trump? Se fa scoppiare la pace, io sarò il primo a gridare viva Trump. Oggi viene demonizzato a reti unificate da gente che fa lo zerbino degli americani da decenni. Si sono inginocchiati ai miliardari americani da sempre, Elon Musk compreso, che era un eroe fintonché liberal.
Per una volta che gli USA lavorano per la pace e si smarcano, è un'ipocrisia incredibile e strumentale. Mi viene da ridere quando vedo il Corriere della Sera e Lilly Gruber che si scoprono improvvisamente filo-palestinesi solo perché c'è il filmato orrido di Trump su Gaza. Poco importa che con Biden al potere ci sono stati 100.000 palestinesi uccisi. Adesso il problema è diventato il video surreale su Gaza. In realtà a certi personaggi non interessa nulla dei palestinesi, ma colgono la palla al balzo per attaccare la Casa Bianca, ora che a governare non ci sono più i loro amici. La scena nello studio Vale con Zelensky è stata un'umiliazione, scrive La Verità Marco Rizzo. Va bene, mettono in croce Trump perché ha un carattere un po' brusco, ma io preferisco un boxer a uno come Biden, vanesio e svanito, sotto la cui presidenza sono morti 500.000 di ucraini e di russi. Quanto a Zelensky, c'è qualcuno che ancora lo considera un prodotto autoctono? Andiamo. Zelensky è un prodotto americano e gli americani lo trattino pure come vogliono. Dunque lei, che non è mai stato filoamericano, oggi si sta ricredendo? Rispose Rizzo. Il mio anti-americanismo non era contro il popolo americano, ma contro l'imperialismo degli Stati Uniti. Se gli USA smettono di essere imperialisti e consentono la coabitazione pacifica nel mondo, io starò dalla loro parte. Coabitazione pacifica? Chi ci assicura che dopo un'eventuale tregua Putin non coltivi appetiti sui paesi baltici o su altre zone di confine? Risponde Rizzo. La Russia ha solo 150 milioni di abitanti a fronte del 500 miliardi dei paesi europei. Chi può realisticamente pensare che Putin possa invadere Parigi o Berlino? Una balla colossale. I russi non vogliono territori, semmai vogliono venderci il gas a basso costo e difendere le loro materie prime. E poi non accettano di sentirsi minacciati, come si sentirebbero minacciati gli Stati Uniti se qualcuno piantasse dei missili in Messico. In ogni caso, in queste ore il premier inglese Starmer rilancia un'alleanza dei volenterosi per contrastare militarmente la Russia, e questo dopo le sortite di Macron sulla necessità di mobilitare truppe europee, magari condividendo lo scudo nucleare francese. Risponde Rizzo, l'Unione Europea in questi giorni più che mai non esiste. Basti pensare che i leader si sono riuniti in Gran Bretagna, cioè fuori dall'Unione Europea. Hanno chiamato 16 capi di governo su 27, hanno convocato i turchi, i canadesi, non c'è ancora il funerale, ma l'Unione è morta. Hanno perso la guerra, hanno mandato tutte le armi possibili contro la Russia e Putin ha vinto. Qui ci fermiamo perché c'è la pausa, ma è ancora tutta da leggere a pagina 7 del quotidiano La Verità, l'intervista a Marco Rizzo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana disturbato dal passaggio di una perturbazione fredda dai Balcani. Al mattino nubi sulle nostre regioni orientali con qualche piovasco, isolati fenomeni anche sul basso Tirreno, bello altrove. Dal pomeriggio il fronte balcanico accenderà qualche rovescio sulla fascia adriatica e spingerà nubi a tratti compatte verso la pianura padana. Tempo variabile altrove. Temperature in generale calo, salvo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete analisi chimiche dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto
che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, lì sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotato l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, è sempre regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Per voi che amate crogiolarvi nella malinconia a quest'ora del mattino, beh, questa è la canzone giusta, la canzone delle domande consuete. Franco Simone, ma soprattutto Francesco Guccini, dall'album Quello che non, datato 1990, è uno degli ultimi album che avevo ricevuto in vinile nelle radio dove lavoravo, poi c'era esclusivamente il CD. Chiaramente, e per gli amanti del genere, c'è anche Canzone quasi d'amore di Francesco. Non starò qui a cercare parole che non trovo. Chiaramente, noi celoduristi leghisti lo conosciamo a memoria, Guccini, li vogliamo bene. È stato anche, pensate, un ascoltatore di Radio Padania Libera, Francesco Guccini, che non è mancato nella piazza targata PD di sabato scorso. Buongiorno da Sammy Varin, certo, le nostre pause musicali sono sempre molto, molto potenti, ma ancora di più i vostri WhatsApp che stanno arrivando al 34067096659 e che commentano le notizie che vi sto leggendo. Rizzo, il comunista antipidiotismo, è vero, Zelensky dimostra in ogni occasione di essere fuori di testa, mai fidarsi di uno schifo. Il Fatto Quotidiano meno affidabile di Topolino, 20 tele stile Xi Jinping. Non temo chi rivoluziona quel mondaccio dittatoriale che i Dem tentavano di imporre al popolo. Forza Trump. Ogni paese deve gestire le proprie spese secondo i propri bisogni. È vero, è vero, è vero. Speriamo che si possa fare. Alle 9 avremo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega. La Lega deve mantenere il suo no convinto contro questa follia europea e dire stop alle armi all'Ucraina, scrive Battista. Con me cascano mai. Ah sì, risparmi, è la prima pagina della Verità. I miei risparmi non ci comprano nemmeno una vite di quei missili, scrive Marco. Se sabato i pidioti rimanevano a casa ci guadagnavano nei sondaggi, non si sono ancora resi conto di quanti sono dimagriti politicamente parlando, ma loro sperano sempre di stare tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme. Quindi Mosca, invece di chiamare Tajani, interloquisce con Totti. Hanno sbagliato l'utile idiota, scherza ancora Marco. Buongiorno Semmi, questo fine settimana, ma anche nella settimana scorsa ci sono stati i convegni del partito dove hanno parlato soprattutto Salvini, Bagnai e Giorgetti. Basta ascoltarli e si capisce da che parte stare. Bravo Fabio da Vicenza. La mia risposta alla manifestazione PD è no all'Unione Sovietica Europea. No, 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 scrive Silvio da Torino. Poi proseguo con i vostri WhatsApp, un'occhiata però alle agenzie del mattino che mettono per fortuna belle cose che ci danno speranza. E la Repubblica ha cambiato l'intestazione e scrive Trump parlerò con Putin domani. Secondo il New York Times, gli USA si ritireranno dal team investigativo europeo. Questa è la prima pagina appena ribattuta di Repubblica, mentre il Corriere, Trump e la trattativa sull'Ucraina, domani con Putin parleremo di territori e centrali elettriche. Però subito sotto mettono la foto del super missile di Zelensky e anche qui ribadisco e discorriba, secondo voi sto Zelensky ha fatto bene a far vedere il suo super missilone il giorno prima dei colloqui tra i due capi del mondo? Vediamo l'ANSA. Trump, domani parlerò con Putin della fine della guerra. Forse avremo qualcosa da annunciare. Witkoff, distanze ridotte in settimana, vedremo Kiev e Mosca e naturalmente il missilone di Zelensky. L'ultima battuta la facciamo dire anche una volta a Rizzo, acclamatissimo leader comunista, ma acclamatissimo anche all'interno del centrodestra. Attenzione però, attenzione, perché questo poi c'è il famoso bastone e la carota, ti fa venire lì, vieni, zac, ed è la bastonata. L'ultima frase che mi piace, devo dire sinceramente, la Verità oggi lo intervista, come ultima domanda gli chiede come fa a dire che l'insicurezza arriva dai migranti e non dai russi? E risponde Rizzo, i russi e i cinesi, ripeto, non vogliono attaccarci, al massimo vogliono muovere una guerra economica, ma a quel tipo di guerra si risponde con lo sviluppo e la ricerca, non con le bombe a mano. Dunque basta soldati. Piuttosto assumiamo poliziotti e carabinieri,
per garantire la sicurezza nelle nostre città. Così quest'oggi Rizzo sul quotidiano La Verità, che a pagina 9 però intervista anche Alessandra Ghisleri, nota sondaggista. Chi vuole i negoziati sale nei sondaggi. Lega e Movimento 5 Stelle registrano incrementi piccoli ma costanti. Un italiano su due è ancora contrario all'invio di armi e il 40% fiducia in Trump. La guerra preoccupa, però meno di inflazione e sanità. Tra dazi e conflitti i partiti faticano a dare linee chiare e disorientano gli elettori. L'approccio di Bruxelles sui migranti non convince ancora. Paginone sul quotidiano La Verità con la sondaggista Alessandra Ghisleri. Ma io volo, dove volo? Volo sul quotidiano La Stampa. Ci voleva un po' di stampa, eccola qua. Difesa, un dovere rafforzarla. L'intervista che oggi il quotidiano La Stampa fa al ministro degli esteri Tajani. Legittime le preoccupazioni di Giorgetti, ma è in gioco la sicurezza italiana. Nell'ultima bozza di conclusioni del Consiglio europeo si legge che l'Unione Europea intende mettere l'Ucraina in una posizione il più forte possibile, ma l'Ungheria si oppone e il maxi fondo da 40 miliardi di euro di aiuti militari richiesto da Kaja Kallas ancora non c'è. Sempre in prima pagina sul quotidiano La Stampa c'è il Safurnero che dice il riarmo è una ferita ma serve a stare uniti, e questa è una novità, è una ferita che serve a stare uniti. In centropagina naturalmente Francesco, lo scatto del dolore, la prima foto del Papa dopo il ricovero perché il Vaticano non ha fatto vedere il volto, punto di domanda. L'anticipazione dell'autobiografia, una vita da Dalai Lama, ho lottato solo per la pace. Ci arriviamo, ma per il momento entriamo all'interno del quotidiano La Stampa perché c'è l'amatissimo Antonio Tajani. Difesa un dovere rafforzarla. L'Italia sempre a fianco di Kiev. Il ministro legittima la preoccupazione di Giorgetti, ma in gioco la sicurezza nazionale. Ho spiegato a Rubio che possiamo mandare i nostri militari solo in una missione ONU. Le relazioni, abbiamo sempre sostenuto le posizioni europee, ma bisogna continuare a lavorare con Trump. L'economia, investire nella difesa significa far crescere il nostro sistema industriale e quindi creare lavoro. Potrebbe essere questo il punto di caduta su cui convergere, visto che dobbiamo dare un parere comune. Lo chiediamo tra un quarto d'ora a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, che mi ha confermato proprio adesso la sua presenza. Giro pagina, comunque c'è un paginone grosso a pagina 3 sul quotidiano La Stampa solo per Tajani, e a pagina 4 c'è Trump-Putin se telefonando, storica canzone di Mina, atteso forse già in settimana un colloquio diretto tra i due presidenti. Witkoff e le distanze si sono ridotte, Walz terre in cambio di garanzie. Alberto Simone con un racconto lungo, ma subito sotto c'è naturalmente il razzone, e l'Ucraina ora testa il Long Neptune, il razzo capace di colpire a 1000 chilometri. Kiev annuncia un rafforzamento delle proprie capacità belliche, truppe in difficoltà nel Kursk. Chiaramente siamo tutti qui a guardare il razzo di Zelensky. Sempre sul quotidiano La Stampa, se vi può piacere, si parla di censura trumpiana. Già, perché la scorsa settimana si parlava dei vocaboli woke and company che non bisogna più nominare in America, ma anche tolti i fondi a Voice of America. Parlano male di me
è illegale. Il presidente spegne VOA, la radio nata contro la propaganda nazista. Dipendenti cacciati via mail. Bavaglio anche per altri giornalisti invisi al Tycoon e alla Casa Bianca. Si festeggia VOA, scritto VOA, che arrivava in FM un po' di anni fa anche qui nel nostro paese e trasmetteva da quella bella base grossa che c'è in Veneto. Fuori dagli USA i detenuti delle gang, deportati 250 venezuelani e salvadoregni. L'amministrazione fa partire l'aereo nonostante l'ordine contrario di un giudice federale. Ecco la censura Trump. Quest'oggi sul quotidiano La Stampa, 2 paginoni di censura trumpiana, e le grandi corporation si adeguano, via dai bilanci, diversità e inclusione. Il paragrafo sulle politiche di equità scompare dai resoconti delle società quotate, cancellate le politiche promosse negli anni passati per il timore di conseguenze legali. Chiaramente per voi perbenisti è oro colato, ma quello che interessa a me, signori, è quello che si scrive a pagina 11. Dalai Lama. Pubblichiamo per concessione dell'editore HarperCollins un estratto del nuovo libro del Dalai Lama, Una voce per chi non ha voce. Oltre 70 anni di lotta per la mia terra e il mio popolo, in libreria dal 18 marzo. La mia vita per il Tibet, so di lasciare in eredità 70 anni di lotta pacifica. Il leader si racconta in un libro. Ho incontrato tutti i vertici comunisti cinesi. Non hanno alcun diritto di cancellarci in nome dell'integrità territoriale. E ricordiamo, stiamo facendo fuoco e fiamme per l'Ucraina e la Russia, ma la Cina che ha invaso il Tibet, tutti muti? Il 17 marzo 1959, in una notte gelida e buia, sgattaiolai fuori dall'ingresso principale del palazzo di Norbulinka travestito come un ciuba, l'abito tradizionale usato dai laici. Fu l'inizio di oltre 60 anni di vita in esilio lontano dalla mia terra natia, il Tibet. Il seme della fuga era stato gettato nel 1950 con l'invasione del paese da parte della Cina comunista, ma l'effettiva necessità di scappare emerse solo con l'aumento delle tensioni a Lhasa, la capitale tibetana, fino allo scoppio di una rivolta popolare il 10 marzo 1959. Per quasi 9 anni dopo l'invasione avevo cercato un accordo con la Cina comunista per il bene della mia gente, ma l'impresa si era rivelata impossibile. Alcuni giorni dopo la mia partenza, l'esercito popolare di liberazione cinese bombardò la città. In questo modo presero avvio le tragiche vicende che segnalano il mio paese e il mio popolo nella seconda metà del XX secolo e che sono proseguite anche nel XXI. Dal 1959, da quando cioè sono stato costretto all'esilio in India, ho sempre messo al primo posto la causa del Tibet e del suo popolo. Ormai mi avvicino ai 90 anni, la questione tibetana non è ancora stata risolta e la mia terra natia è ancora nella morsa del dominio repressivo della Cina comunista. I tibetani rimasti in patria continuano a essere privati della loro dignità di popolo e della libertà di vivere la vita secondo i propri desideri e la propria cultura, come invece accadeva da più di un millennio prima del 1950. E prosegue l'estratto del nuovo libro del Dalai Lama che esce proprio in questi giorni. La mia vita per il Tibet, so di lasciare in eredità 70 anni di lotta pacifica. Pagina 11 del quotidiano La Stampa. E c'è Totti sulla Stampa, signori, ma anche su tutti gli altri quotidiani. Totti, guarda, questo Totti, pagina 13, Totti cartellino russo. La partecipazione a Mosca dell'ex capitano giallorosso a un evento sportivo e di scommesse scatena polemiche politiche e sui social più Europa dice non vada in un paese che calpesta diritti umani e democrazia. Gli organizzatori, l'ultimo imperatore sta per arrivare nella terza Roma. Pierangelo Sapegno quest'oggi sul quotidiano La Stampa, ma anche dappertutto, chiaramente, più Europa, se lo dice più Europa, io fossi Totti, no, allora non vado.
sempre sulla Stampa, se vi fa piacere, ricordiamo la brutta vicenda di questa coppia di gay, lesbiche, non è specificato, è scritto dello stesso sesso, sono bloccati in California dopo la surrogata. Ora abbiamo paura di tornare in Italia. La storia di una coppia aretina e del figlio nato con la gestazione per altri diventata reato universale. Rientrando rischierebbero fino a 2 anni di reclusione e 1 milione di multa. No a pagelle di legalità. Il loro figlio ha visto la luce a fine febbraio a San Diego, in California. È il primo bambino nato con maternità surrogata da quando è diventata reato universale in Italia. Il 3 dicembre è entrata in vigore la legge che prende il nome della relatrice Maria Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, che punisce la gestazione per altri con pene da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a 1 milione di euro per la coppia di giovani professionisti aretini, stesso sesso, entrambi meno di 40 anni e dipendenti di una multinazionale. A lei si pone il problema, spiega l'avvocato Baldini, di come rientrare in Italia con il bambino evitando l'arresto e la multa. Se siete interessati, ne parla con un paginone grosso oggi il quotidiano La Stampa. Giro pagina, e dove finisco secondo voi? Dai, sul quotidiano Libero, altro che bandiere arcobaleno, il vero pacifista si chiama Trump. E subito all'interno di Libero però andiamo a visitare la brutta cronaca, valanga sopra Cortina, 3 sciatori travolti, salvi, ma 2 sono gravi. Con la temperatura che si alza aumenta il rischio. Slavina a 2300 metri di altitudine, allarme lanciato da un quarto sci alpinista, intervenuto un elicottero del soccorso alpino, ieri altri 4 episodi, ma soprattutto rissa tra bande sul lungomare, ucciso un ragazzo. Omicidio a San Benedetto del Tronto, sul litorale marchigiano. Lo scontro tra i 2 gruppi sarebbe cominciato all'interno di una discoteca. La vittima, 24 anni, colpito con una coltellata. Naturalmente ci stanno di mezzo sempre loro, i figli del barcone. WhatsApp al 340 6709 659, datevi da fare, perché tra poco, subito dopo Molinari, leggeremo anche i vostri messaggi. Intanto sono all'interno del quotidiano Il Corriere, che oltre a titolare Trump e Putin pronti a parlarsi, all'interno a giorni telefonata a Trump-Putin, le distanze si sono ridotte, ma guardatelo lì, Zelensky il super missile capace di colpire fino a Mosca, Kiev rinforza l'industria bellica proprio il giorno prima del colloquio Trump-Putin. Il punto è se Donald vorrà favorire lo zar, non escludo che si ritiri da avamposti NATO. A parlare così è Bremmer. Il Cremlino deve stare attento a non esagerare. Il politologo Jan Brenner lo intervista Giuseppe Sarcina quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Giro pagina ulteriormente. La figlia di Navalny, la Russia sarà libera. Daria è a Milano per una targa commemorativa. Il capo dell'associazione Zdanov, il dittatore non ha vinto. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, che poi si occupa naturalmente di cosa succederà qua in Italia. Perché? Perché domani e dopodomani la Meloni sarà in Parlamento. Meloni chiede unità al centrodestra, un vertice con i vice prima dell'aula. Il confronto sul documento di politica estera con Salvini e Tajani, domani il test del Senato. E nel paginone a pagina 6 del Corriere si fa un po' il punto, le posizioni dei partiti sul piano Rearm Europe. Fratelli d'Italia, il partito della Premier Meloni, mercoledì a Strasburgo ha votato sì al piano Rearm Europe di von der Leyen, ma si è astenuto sulla posizione di sostegno a Kiev per i toni anti-Trump. La Lega, i parlamentari europei del partito di Salvini nel gruppo euroscettico dei Patrioti per l'Europa hanno votato contro il piano da 800 miliardi di investimenti
investimenti per la difesa. Forza Italia, il partito guidato da Tajani, nel gruppo del PPE come la Presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha presentato il piano di riarmo, ha naturalmente votato a favore della risoluzione. Noi moderati, il partito di Lupi è favorevole alla costituzione di una difesa comune UE e riarm. Di fronte alle nuove minacce, aumentare gli investimenti per la difesa è un indispensabile deterrente. Bisogna trovare la sintesi, tra poco lo chiediamo a Molinari. Il Partito Democratico, la segretaria Dem è contraria al piano UE e ha indicato l'astensione, ma in aula sulla risoluzione di von der Leyen il PD si è spaccato, 11 astenuti, 10 voti a favore. Ricordiamo, domani e dopodomani ci sarà un voto anche nelle nostre aule e quindi vedremo quanti si spaccheranno e quanti riusciranno ad avere una mozione unitaria. Paginone comunque, se vi interessa, quest'oggi sul quotidiano Il Corriere con tutti i pensieri di ogni coalizione. Per quanto riguarda la Lega, eletti i delegati per l'Assise di Firenze, Lega a Congresso, il Veneto si schiera con il segretario. Hai voglia a borbottare e mugugnare, come dice Matteo Salvini, ma il Congresso della Lega avrà un solo vincitore, lui, che continuerà a fare il lavoro bello ma impegnativo del segretario federale. Con un'ironia che dà nell'occhio, il leader sarà riconfermato sulla base di una mozione non della Lega dello Stretto, come la chiamano alcuni nordisti, ma grazie a un documento nato nel cuore del Veneto più irredentista, dal vice segretario Alberto Stefani da Verona. Un documento tutto all'insegna di autonomia, federalismo fiscale, lotta al globalismo omologante, protezione delle nostre comunità. Sabato scorso per Salvini la chicca, la Liga ha eletto i suoi delegati, 50 salviniani a 17, ma il punto è che nessuno si è candidato a sostituirlo e chiedo a Francesco di dare un'occhiata che è arrivato un ospite. E da qui al 5-6 aprile, data del congresso di Firenze, nessuno lo farà. Dopo le amministrative, dopo le regionali, dopo le politiche, le rivoluzioni promesse dai non salviniani possono attendere. E ora Matteo Salvini ha fatto il gioco di prestigio, la rielezione senza ombre. Gli antipatizzanti ripetono che la Lega non è contendibile, ma dell'alternativa non si è mai vista l'ombra. Per vincere bisogna salire sul ring. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 3
89 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. La giovanissima Francesca Allina con Sempre con me. La giovanissima cantante e ballerina ricorda chi non c'è più con una dolcissima canzone che ci fa pensare e ricordare naturalmente proprio tante battaglie che abbiamo portato avanti insieme a tantissimi amici, e qui parliamo di politica naturalmente, che purtroppo hanno dovuto abbassare lo spadone. Il buongiorno si sente dal Varin, ma a quest'ora arriva un ospite. Qui Parlamento. È arrivato il capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, saluto a tutti. Allora non posso non chiederti un tuo giudizio sull'evento di Piazza del Popolo a Roma sabato scorso, un'antologia di belle parole e poco più, si scrive quest'oggi sui quotidiani, e naturalmente
trovare la quadra per le prossime ore, perché ricordiamolo, è un problemino del centro-sinistra, ma è un problemino anche nel centrodestra. Domani, martedì e poi mercoledì ci sarà il discorso alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì, e stiamo cercando un punto di caduta che metta tutti d'accordo nel centrodestra sull'argomento riarmo europeo, dove ben sappiamo la Lega ha detto un fermo no. E ti leggo anche qualche altra prima pagina in modo che ci facciamo un'idea. Piazzata Europa, ha scritto Il Tempo, parlando naturalmente della riunione del centro-sinistra non al completo. Il timore di un centro-destra diviso sul riarmo, scrive oggi il quotidiano La Stampa, ma proprio sulla Stampa c'è Tajani che dice: investire nella difesa significa far crescere il nostro sistema industriale e quindi creare lavoro. Oggi Tajani sulla Stampa, quindi potrebbe essere un punto di caduta interessante questo. Infine, non faccio finta di niente, La Verità scrive in prima pagina oggi: l'Unione Europea ha deciso di comprare missili con i risparmi che avete in banca. E qua mi fermo, chiaramente do la parola a Riccardo Molinari. Beh, allora, sulla piazza di sabato ci sarebbe molto da dire, a parte che quella piazza aveva enormi contraddizioni, perché si andava da Fratoianni, che non vuole il riarmo, a diciamo la posizione di Calenda, che dice andiamo fino a Mosca con i carri armati per sostenere Kiev, avanti tutta col riarmo, la Schlein, che ha il partito spaccato a metà, che in Europa si è diviso, non si capisce esattamente cosa voglia, perché più che della sostanza della proposta sul riarmo è preoccupata dal superamento a sinistra di Conte, e quindi diciamo che dal punto di vista politico è una piazza molto confusa quella. Se devo fare un'analisi sociologica, quella è la piazza dei ricchi, è la piazza dell'elite, è la piazza dei figli di papà, è la piazza di chi vuole questa Europa ancora più potente. Questa è un'Europa che ha dimostrato che è un'Europa che fa gli interessi delle grandi multinazionali, che fa gli interessi del grande capitalismo transnazionale globale, che ci ha imposto una transizione energetica che ha solo l'obiettivo di arricchire chi propone questo tipo di conversione industriale, che oggi vuole farci fare 800 miliardi di euro per riarmarci, per favorire anche qui qualche grande azienda, in particolare tedesca, che è in crisi su altri settori e che deve riconvertirsi al produrre armi. Questa è quella piazza lì. Io ho sempre detto, la Lega secondo me noi non dobbiamo essere contro l'Europa, non siamo mai stati contro l'Europa come principio. Il problema è che siamo contro questa Europa, questo tipo di meccanismo europeo. Tra l'altro vuole portarci al riarmo senza neanche una discussione democratica, perché Ursula von der Leyen ha attivato l'articolo 122 dei trattati per scavalcare addirittura quel poco di democrazia che c'è in Europa, cioè il voto del Parlamento europeo. E quindi noi siamo fortemente contro quella piazza e fortemente contro qualsiasi ipotesi di allargare ulteriormente le competenze di questa Unione Europea così strutturata. Quindi è una piazza da cui siamo assolutamente distanti per queste ragioni, non perché siamo contro l'Europa, siamo contro questo tipo di Europa e questo tipo di politiche. E venendo al tema della settimana, giustamente lo dicevi, l'argomento più importante che ci sarà nella settimana parlamentare saranno le comunicazioni di Giorgia Meloni, che sarà domani pomeriggio al Senato e mercoledì mattina da noi alla Camera, e sulle risoluzioni stiamo lavorando perché giustamente noi vogliamo che non ci sia alcun riferimento al piano Riarmi Europe, perché la Lega è contraria al piano Riarmi Europe per come Ursula von der Leyen l'ha presentato. Abbiamo fatto delle controproposte, le ha fatte in particolare il ministro Giorgetti all'Ecofin. La controproposta di Giorgetti è non usare 800 miliardi di euro di debito, quindi non indebitare i paesi per 800 miliardi per comprare oggi armi, ma creare un fondo di garanzia che già esiste con lo strumento di InvestEU, mettendoci sopra 16 miliardi, che dia delle garanzie tutelate dagli Stati e dall'Europa per le aziende private che fanno ricerca e innovazione, che investono sulla ricerca per poter produrre armi. E cosa serve questo? Serve a fare in modo che le aziende italiane possano attingere a questi fondi, possono
svilupparsi, investire in ricerca e possono produrre armamenti, in modo che non si debba andare a spendere oggi per comprare armi prodotte da Francia o Germania. Questa è l'idea. Poi nessuno di noi nega il fatto che sia necessario che anche l'Italia aumenti la propria difesa. Questo adesso ce lo chiede anche Trump, ce lo chiede gli Stati Uniti da tempo. Quello che noi contestiamo è che da un giorno all'altro l'Unione Europea, che non ci permette di fare debito per le pensioni, per l'istruzione, per la sanità, che ci ha imposto un patto di stabilità e con grandi difficoltà siamo riusciti a fare una legge di bilancio, dovendo ovviamente fare i conti col bilancino, e da un giorno all'altro, soltanto per ragioni politiche, per far vedere che ha un ruolo sul tema della difesa in antagonismo con Trump, decide che le regole non ci sono più e si possono fare 800 miliardi di euro di debito. È questo che noi contestiamo, cioè assolutamente una proposta irricevibile. E noi naturalmente restiamo qui ad ascoltare quello che avverrà in aula domani e dopodomani con l'avvento di Giorgia Meloni. Grazie al capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buon lavoro. Grazie mille Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E attenzione, perché domani in Senato non ci sarà soltanto Giorgia Meloni. Oh mamma mia, chi cavolo arriva? Domani a Palazzo Madama il ritorno di Draghi in Senato. Presenta il piano per rilanciare l'Unione Europea, proprio nel palazzo dove finì il suo governo. L'ex premier toccherà il tema del protezionismo americano e delle mire cinesi sui mercati europei. Non dovevamo vederci più, scrive Massimiliano Scafi. Dove siamo oggi? Siamo sul quotidiano Il Giornale. E invece rieccolo Super Mario che, come tutti i supereroi, rientra in scena quando meno te l'aspetti e chissà poi che succederà. L'appello a far presto, la risposta dei 27 deve essere rapida. Con Meloni e Giorgetti i rapporti restano ottimi e frequenti. Così domani rivedremo anche Draghi e per fortuna rivedranno la Terra quelli sfigati che sono stati 9 mesi in giro per lo spazio. 2025 Odissea spaziale, a pagina 12 del giornale, la Crew Dragon aggancia la stazione internazionale, i 2 astronauti ritorneranno sulla Terra dopo 9 mesi, la loro missione era di una settimana. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che si gira pagina, giro e vado a cercare altre emozioni prima di aprire le linee. Tra pochissimo le apro, ma non posso non fare un giro su Repubblica, che intervista a pagina 5 il presidente del Consiglio europeo Costa. L'Europa si deve riarmare comprando dalle industrie nazionali. Assumersi adesso la responsabilità della propria difesa non significa rompere con gli USA, ma dobbiamo privilegiare i produttori degli stati membri. E potrebbe essere, dite, un'idea accettabile. Il portoghese Antonio Costa è considerato uno degli uomini più potenti di Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo, presiede i vertici dell'Unione Europea. Un pomeriggio della scorsa settimana ha visitato Berlino, dove ha incontrato il cancelliere uscente Scholz. Risponde a questa intervista seduto in una sala conferenze della Fondazione Ebert, un uomo gentile e spiritoso che sembra fatto apposta per trovare compromessi quando scoppia una lite durante un incontro in piena notte tra i 27 capi di Stato e di governo. Stiamo dalla parte dell'Ucraina fin dal primo giorno di guerra. Il nostro obiettivo è aiutarla a ottenere una pace duratura. Se i colloqui bilaterali tra Washington e Mosca fossero il primo passo verso una tregua, sarebbe meraviglioso. Poi serviranno altri passi. L'Ungheria non ha bloccato le decisioni e noi rispettiamo la posizione di Budapest. Le spese militari sono passate all'unanimità e stiamo a vedere anche qui quale potrebbe essere il punto di caduta. Poi naturalmente siamo su Repubblica, si ritorna alla manifestazione di sabato, i sindaci e la piazza per l'Unione, la mobilitazione non si fermi, con l'intervista a Roberto Vecchioni. Voci così diverse sono una ricchezza da conservare. E poi c'è pure Zingaretti, quella folla chiede di non tornare a dividerci, Conte
che errore non essere lì. Pure a pagina 20 di Repubblica, qui ancora più spazio per il salvataggio nello spazio, i 2 astronauti soccorsi dopo 9 mesi in orbita, la navicella di SpaceX sulla ISS per recuperare Williams e Wilmore bloccati sulla stazione dove ora sono in 11, rientro il 19 marzo. Naturalmente si ride a denti stretti su Repubblica perché a tirarli giù è stato Musk. C'è una bella intervista a Nespoli, addio alle capriole, il durissimo impatto del peso è l'incubo di fine missione. Addio capriole nello spazio. Ricordo che quando sono tornato a terra la forza di gravità mi è precipitata addosso come un macigno. Qualsiasi movimento era una fatica. Ci sono astronauti che lo soffrono meno. Per me invece il rientro è sempre stato il momento più duro della missione. Paolo Nespoli, 67 anni, ex astronauta dell'Agenzia Spaziale Italiana e Agenzia Spaziale Europea, è stato 3 volte nello spazio, nel 2007, 2010 e 2017, con 313 giorni in orbita al record di permanenza europea. Il cardiologo Parati dice: l'assenza di gravità ha effetti su cuore e muscoli, per il recupero serve tempo. E noi naturalmente facciamo tanti auguri a questi 2 astronauti che rientrano, se la sono quasi dimenticata, sulla Terra. Apriamo le linee tra un titolo e l'altro, 0292947222, come minimo voglio sentire le vostre voci. Chiamate al volo 0292947222 per dire la vostra sugli argomenti di quest'oggi, che come vedete sono molti e vari, ma in primo piano naturalmente c'è la giornata di domani e di dopodomani, quando dovremo trovare la quadra nel governo per avere un giudizio unico sul fronte riarmo europeo. Intanto decine e decine di WhatsApp arrivati al 340 6709 659, che ben sapete non faccio in tempo a leggere tutti adesso, ma riprendiamo poi la lettura alle ore 11. Antonella ci scrive: per la prima volta Salvini deve chiedere alla Meloni riforma della giustizia, blocco immigrazione, uscita dall'Unione Europea. La questione del riarmo deve essere vista in ottica NATO, Alleanza Atlantica e non gestita dall'Unione Europea. Così ci scrive questo nuovo ascoltatore. Dario, tranquilli, gli 800 miliardi saranno approvati, poi Borghi verrà a spiegarci la rava e la fava, e cioè che per approvare soldi per gli italiani in difficoltà sono necessari anni e compromessi e convincere i restii e concedere qualcosa, eccetera. Mentre per il riarmo, puntini. Ottimista, è ottimista questo Dario, veramente. Rosa da crema, no al riarmo. Ancora WhatsApp: buongiorno capo, la piazza di sabato, tutti gli anti-italiani e disfattisti messi insieme. Saluti da Enzo. Tiriamo nella Lega Rizzo, ultimo dei comunisti. Comunque la tua rassegna è una vaccata, ma come tutte le vaccate è molto divertente, e questo non mi fa che piacere, perché io cerco proprio di aspirare nuovi ascoltatori, mettendogli il dubbio anche con un sorriso, il dubbio su ciò che scrivono oggi gran parte dei giornali, cioè carta straccia, la famosa canzone di Radius. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Prego. Allora io nella difesa europea mi sono già espresso sabato e va bene. Io ho già una richiesta che voglio fare a lei soprattutto. Ma che fine ha fatto il disegno di legge sulla sicurezza? Perché sappiamo che a gennaio è andato in Senato e è fermo lì e non si sa chi è che pone veti, chi è che vuole cambiamenti, chi è che l'ha bloccato. Allora siamo in una situazione dove praticamente tutti i weekend e anche durante la settimana ci sono violenze, ci sono le baby gang, girano tutti coi coltelli. È una cosa incredibile anche quello che è successo venerdì e sabato sera. E allora voglio capire, ma diteci veramente chi è che pone freno a questa cosa, se è Mattarella, cosa sta succedendo, perché
praticamente era partito 1 anno e 3 o 4 mesi fa, mi ricordo benissimo, il dicembre del 23, e siamo ancora qui che aspettiamo. Voglio dire, poi la sera ci escono le nostre ragazze, le nostre mogli, i nostri figli, non possono più andare in giro, e mi piacerebbe sapere, perché a me la faccenda di parlare sempre dell'Europa, dell'Ucraina, di tutti i problemi del mondo, ma non risolviamo mai quelli che abbiamo in casa. Grazie, non posso che alzarmi in piedi ed applaudire. Che fine ha fatto il DDL sicurezza? Ne stiamo parlando da settimane, e da settimane la Lega ogni weekend è in piazza anche per questo. Ora votiamo il riarmo dell'Unione Europea, ma nelle nostre piazze, nelle nostre strade, che cosa succede? 0292947222. Soprattutto chi è che sta bloccando il disegno sulla sicurezza, secondo voi? Io lo so, ma non lo dico. Pronto? Ciao Sammy, sono Nando da Pioltello. Ciao. Ma guarda, intanto te l'ho già detto, la rassegna stampa se la fai sui giornali stranieri puoi anche chiamarla carta straccia, se la fai sui giornali italiani molto meglio carta da culo. Per quel che riguarda la politica della Lega, al di là di tutte le cose che si dovrebbero smuovere non si smuovono, forse dipende anche dal fatto che non abbiamo un simbolo, una bandiera da agitare. Un po' come aveva fatto Trump in America con le cannucce di plastica nei succhi di frutta, no? Se facessimo un referendum su una qualsiasi delle tante vaccate che arrivano dall'Europa, tipo le cannucce di plastica o i tappi che non si staccano dalle bottiglie, sarebbe un simbolo, una bandiera da agitare su tutte le altre vaccate molto più grosse come il riarmo, il Green Deal e tutto il resto. Cioè sarebbe un grimaldello per fare un referendum contro l'Europa e non ci potrebbero impedire di farlo perché sarebbe su una stupidata, non sui trattati internazionali. Te capì? Ciao. UKP 0292947222. Come vedete, far parlare voi ascoltatori a volte è molto più chiaro che leggere i giornali, la famosa carta straccia. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao. Ciao. È da un po' che non chiamo, ho sentito per combinazione Fabrizio di Fabio Chiese, che ha parlato non bene, benissimo, ma qui i fatti non si fanno più. È per quello che la Lega ha perso un sacco di voti e di consensi, perché bisogna essere coerenti con le idee. Io ti ho sempre detto, la Lega ha gli uomini per fare le cose, ma siccome qui stiamo andando a Breccio da un bel po', i risultati sono che il 50% dei cittadini non va più votato perché è schifato da questa politica. Il nostro problema in Europa sono il Parlamento europeo che non conta niente e la Commissione fatta dalla Gentaglia che prendono gli ordini da oltreoceano, perché in America non è che adesso comanda i Trump, in America comanda il Pentagono, la CIA e la NSA, tant'è vero che adesso si metteranno d'accordo. E poi ti ricordi cosa ti dissi? Quando Salvini o chi per esso sarebbe dovuto andare in tempi opportuni a Mosca a parlare della situazione che si stava venendo a creare, perché questa è stata una guerra per procura da oltreoceano e dagli inglesi, che sono i detentori della NATO, per creare tutto questo disastro a un'Europa corrotta che i cittadini devono subire. E qui in Italia, altro che il Parlamento, il Quirinale, eccetera, non dovrebbero più esistere, perché tanto le direttive le si prendono da oltreoceano. È una cosa di una gravità inaudita, te lo ricordi quando te lo dissi, quando c'era ancora Sergio Bonanima? E si è fatto tutto alla rovescia e sono incazzato per questo. Altro che. Grazie caro, un abbraccione a te e a tutti gli incazzati che comunque continuano nella battaglia, perché siamo qui appositamente per battagliare, capire qualcosa sul fronte della politica, anche se a volte capiamo delle cose che non ci piacciono. Sì, continuate a chiamare, ora prendo altre chiamate, ma volevo ricordare a pagina 7 quest'oggi sul Corriere, Marco Cremonesi ci illustra il protagonista sul fronte riarmo europeo e sul fronte soldi da metterci dentro. E chi è il protagonista? È
Giancarlo Giorgetti. Frasi taglienti e rigore anti-armi, il nuovo volto di Giorgetti. Il duetto con Berlino che sulla difesa ha aperto ai debiti. Prova a chiedere alle nostre mamme che cosa ne pensano, vedrai che ti risponderanno tutte quante la stessa cosa: no. Giancarlo Giorgetti risponde così da giorni a chi gli chiede lumi su Rearm Europe, il piano di Ursula von der Leyen. 0292947222, linee aperte e libere in questo momento, e faccio in tempo a svolazzare in WhatsApp. Rizzo, quando il diavolo ti accarezza l'anima ti vuol pigliare. Antico proverbio di Walter. Mi dicono che Macron sia estasiato, è rimasto a bocca aperta vedendo il razzo dell'ucraino. Rido per non piangere, ragazzi, è veramente. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Giuseppe di Orete. Ciao. Ti conosci ormai, no? Sì. No, volevo dire, tutti i giornalisti, i politici, che dicono che l'invasore, chi è l'invasore? La Russia, no? Tutti d'accordo, è la Russia, d'accordo. La Russia ha fatto l'invasione per prima. Ma chi l'ha fatta per prima la violazione dei diritti umani? Chi l'ha fatta? Secondo me l'ha fatta l'Ucraina, no? Perché se tu, una persona, no? Un giorno ti dà 3 sberloni, no? Poi un altro giorno te ne dà 4, poi un altro giorno te ne dà 5. Tu cosa fai? Reagisci oppure stai lì a prendere? Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Ma come 10 eurodeputati del PD si sono astenuti su una votazione così importante come la guerra? Cioè né carne né pesce, roba da matti. Sì, 800 miliardi da spendere, uno si astiene. Lo dovranno spiegare, ma anche a loro stessi. Ancora una chiamata, pronto? Sì, pronto, ciao, Fabio da Udine. Vuoi là? Sentivo stamattina un giornalista sulla Radio 24, lì, no, che fa una trasmissione la mattina presto, anche lui, alle 6:30. Adesso hanno cominciato a dire che la Lega e la destra sono diventati, prima volevano spendere i soldi, che non volevano rispettare il patto di stabilità, adesso che l'Europa lo fa saltare, che si può fare debito, non vogliono più, sono diventati tutti attenti ai conti. Adesso sti sinistroidi, perché Radio 24 sono sinistroidi, la capiscono la differenza fra spendere soldi per la gente, per ospedali, per le industrie, per far lavorare, per far progredire l'economia, far star bene il popolo, o per comprare le armi per far star bene le aziende tedesche e francesi. Ma non capiscono. Grazie caro, dovresti cercare di chiamare in diretta a Radio 24 e digliele queste cose. Chissà se ti fanno parlare. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Ivan da Milano. Vuoi là? Volevo dire, questo discorso del piano di riarmare l'Europa è arrivato da Draghi, quando ha fatto il famoso report per rilanciare l'economia europea. Aveva detto che bisogna investire nelle armi. Pertanto è qualcosa che viene da lontano, perché la deficiente della von der Leyen non penso che possa essere in grado di fare dei piani così complessi. Grazie caro, e proprio vedi, è chiuso il cerchio, perché domani al Senato parlerà proprio un certo Draghi e ti assicuro che non è un omonimo. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, ma tranquilli, ritorno con il